Gnomi, fiori, pesci, rane, angeli, cuoricini vergati con matite e pennelli, parole di sostegno e conforto, pietre abbellite con decorazioni. Sono i sassi del sorriso, un tocco di colore messo a disposizione di tutti entro il perimetro ospedaliero, sinonimo della lotta alla patologia neoplastica. Spesso vengono trovati, ammirati e lasciati lì per ingenerare sentimenti positivi nel prossimo passante e diventare vettori di virale buona predisposizione d'animo. Guardati e non toccati, una regola naturalmente non c'è se non la volontà di strappare più sorrisi possibili. I sassi che da qualche giorno spuntano nel giardino dell'Istituto Oncologico, disseminati qua e là, sono diventati soggetti di fotografie e post sui social. Fanno parte, ci siamo informati, di quella che è una campagna di Un sasso per un sorriso. Non sappiamo chi sono gli autori, sono anonimi, li troviamo la mattina sulle sedie, sulle panchine, nel prato e attirano l'attenzione, fanno fare un sorriso, danno un momento di sollievo, fanno capire che siamo al centro dell'attenzione, danno un po' di tempo ai nostri pazienti e ai nostri familiari che aspettano l'uscita dei pazienti dopo le terapie, dopo la visita. Presenza lieta che non solo ha fatto capolino all'ospedale Busonera di Padova, ma anche nella sede IOV di Castelfranco Veneto, un'invasione gentile che accende stille di gioia nel grigio della malattia.